Buon pomeriggio e benvenuti a Venice in Question. Siamo ormai al quinto appuntamento con la ricerca e le pubblicazioni sulla storia di Venezia dal Medioevo all'era moderna. Vi ricordo che per intervenire al nostro seminario, in particolare nella seconda parte di questo seminario, potete lasciare un messaggio nella colonna su YouTube o Facebook o magari potete anche intervenire per condividere domande o riflessioni con l'ospite di oggi inviando un messaggio all'indirizzo email in sovraimpressione che passerà durante tutta l'ora di questo seminario. Ma approfitto per introdurre la ospite di questa giornata, che è Cristina Setti, dalla Scuola Normale Superiore di Pisa, dove è assegnista di ricerca, ed è qui per presentarci quella che è un po' la sua opera prima. È una monografia frutto della sua ricerca di dottorato che ha svolto presso la stessa Scuola Normale Superiore di Pisa, ovvero una repubblica per ogni porto, Venezia e lo Stato d'Amar negli itinerari dei sindaci inquisitori in Levante, secoli XVI-XVII. E quella di Cristina un'opera e una monografia di stampo politico-istituzionale su una magistratura itinerante molto celebre fin dal Medioevo nell'ambito veneziano, ma in realtà è un approccio alla politica e alle istituzioni che in qualche modo apre un po' uno squarcio anche in quelle che sono le dinamiche socio-economiche e anche identitarie delle comunità dello Stato d'Amar con cui questa magistratura è entrata in contatto. Ma approfitto allora per cominciare anche un po' questa chiacchierata con Cristina, magari nel chiederle un po' quella che è stato un po' come dire, lo stato dell'arte storiografico col quale, in cui si è imbattuta sostanzialmente, che ha dovuto in qualche modo ricollocare e magari rielaborare e rivalutare nella sua opera. Prego, Cristina. Grazie Daniele, grazie a tutti quelli che ci stanno seguendo. Diciamo, il problema principale in cui mi sono imbattuta quando ho scelto questo argomento di ricerca è stato quello dell'inquadramento generale, nel senso che io andavo ad occuparmi di sindaci inquisitori in Levante, quindi di una magistratura veneziana che chiamava direttamente in causa il campo della venezianistica e però di una magistratura che si occupava di una parte del Mediterraneo orientale, di una parte importante, le isole greche dominate da Venezia tra Medioevo ed età moderna. Io in particolare mi sono occupata dell'età moderna. Di questa magistratura esisteva solo una monografia e quindi che però aveva un taglio molto storico-giuridico. Io ho voluto confrontarmi innanzitutto anche col campo degli studi mediterraneisti e con quello degli studi veneziani, oltre che con quello della storia delle istituzioni, e devo dire che mi sono trovata un po' disorientata all'inizio perché entrambi questi campi erano caratterizzati un po' da stereotipi o posizioni deformanti. Rispetto al mediterraneismo, fare agli studi mediterraneisti c'era, almeno quando ho iniziato io il dottorato, era un'epoca un po' di crisi degli studi sul Mediterraneo, perché era l'epoca in cui la global history, la connected history, quindi la storia degli imperi globali moderni, di fatto aveva reso quasi desueta il campo delle ricerche sul Mediterraneo e in particolare quelle sul Mediterraneo orientale, dove gli imperi iberici non erano presenti. Tra l'altro, dopo una lunga tradizione di studi in cui appunto il Mediterraneo veniva visto sostanzialmente come qualcosa di unitario, dove in qualche modo veniva presupposta la sussistenza non dico di una comune civiltà, però di un comune mondo antropologico e culturale. Parlare di Venezia, della specificità veneziana e al suo interno delle specificità varie greco-venete, in questo senso era molto difficile.
e soprattutto era difficile imporlo in modo originale. Dall'altro lato, nel campo degli studi veneziani, mi sono trovata di fronte a un'enorme tradizione di ricerca che sì era molto varia, con varie distinzioni tra terra e mare, però era sostanzialmente incentrata e condizionata da quella che era il punto di vista del patriziato veneziano, cioè del ceto sociale dominante nella città di Venezia, sicché la storia dei domini da terra e da mare veniva vista in rapporto a come il patriziato la viveva, a come lui vedeva eh, il suo rapporto rispetto a questi domini, insomma. E anche questa era un po' una deformazione che si sovrapponeva poi a un effettivo stato di disomogeneità delle ricerche su terra e mare, che si rifletteva anche nella disomogeneità nelle ricerche sul sindacato. C'erano molte più ricerche nel campo della terraferma, perché sostanzialmente c'era stata una sorta di italianizzazione del discorso sulla storia di Venezia, d'altro canto, quando si voleva andare a studiare le comunità dello Stato da Mar, lo si faceva un po' da un punto di vista regionalista, se non nazionalista, insomma, quella storia è vista come parte di storie altre esterne a Venezia. Secondo me questo quando si parla di antico regime, poi è uno specchio, rischia di essere uno specchio deformante, e nel mio caso mi impediva di capire il significato e il senso dell'istituzione e poi della periodica rivitalizzazione di un istituto, di una corte itinerante così particolare come quella dei sindaci inquisitori. Se i sindaci inquisitori erano un'espressione veneziana, perché che però era connaturata alla storia del Levante, perché non poteva essere l'espressione di una storiografia che vedesse Venezia come qualcosa di etnico, di multiculturale, non solamente italiano. E io ho trovato il fatto che si trattasse di uno studio di storia delle istituzioni, quindi di uno studio che chiamava in causa la prospettiva storico-giuridica e l'incontro tra storia vera e propria e storia del diritto, storia delle pratiche giudiziarie. Più che ostacolarmi invece mi ha aiutato, perché mi ha consentito di trovare una sintesi, di offrire un nuovo specchio deformante, se vogliamo, ma che nel Levante, nel contesto del Levante, cioè di culture linguisticamente, religiosamente, etnicamente eterogenee, non era stato tanto messo alla prova. Si era parlato poco di giustizia veneziana, almeno in modo generale, rispetto, con uno sguardo di sintesi rispetto al Levante, e quindi si era parlato poco di conseguenza anche di quella che era tutta la semantica politica veneziana, il repubblicanesimo, e quindi le tematiche ideologiche a cui l'invio dei sindaci inquisitori, la loro istituzione e poi le loro prassi giuridiche si conformavano o intendevano veicolare, insomma. Sì. Certo, da un certo punto di vista il volume affronta fin dalle prime pagine quello che è un altro ostacolo un po' in cui ti sei imbattuta, che è il problema delle fonti. Mi pare infatti interessante il fatto che tu abbia costruito una sorta di dialogo, anzi lo abbia ricercato, un dialogo fra le fonti che in realtà erano di diversa natura. Hai lavorato su deliberazioni consigliari, sulle commissioni affidate ai sindaci, sulle relazioni di fine mandato e sui processi allegati poi a queste relazioni di fine mandato. Ecco, mi chiedevo come tu fossi riuscita a mettere un po' in dialogo, a far comunicare, e anche magari notando la diversità di linguaggio adottata dalla diversa fonte.
Sì, infatti aggiungiamo pure all'elenco di fonti che tu hai giustamente esposto anche le serie di dispacci quando sono emerse, le allegazioni allegate e ai dispacci e alle relazioni e alle deliberazioni che comunque recano tracce della corrispondenza tra sindaci e Senato, che è una costante perché i sindaci sono un'espressione, una superfettazione del Senato veneziano. eh, quindi il dialogo, proprio questo da un lato è un vantaggio perché consente uno studio sistematico dell'evoluzione del sindacato attraverso proprio i percorsi aperti dalle deliberazioni senatorie, sia che si rivolgessero ai sindaci stessi, sia che si rivolgessero agli altri rettori dello Stato d'Amar, sia che rispondessero alle sollecitazioni, alle suppliche provenienti dalle comunità isolane. Dall'altro però questo dialogo tra fonti originato dal Senato è anche molto insidioso perché esso chiama in causa altre magistrature, altre istituzioni e soprattutto attori collettivi individuali che parlano dei sindaci ovviamente sulla base dei loro interessi. Quindi le notizie che abbiamo dei sindaci vengono più spesso dalla voce degli altri che non dalla voce dei sindaci stessi. I sindaci parlano molto frequentemente tramite i loro ordini, le loro terminazioni, parlano convenzionalmente, soprattutto a partire dal Cinquecento, attraverso le loro relazioni finali e quando li troviamo, perché purtroppo non li troviamo sempre, i loro dispacci. Quindi la voce dei sindaci è spesso filtrata, no? È raramente diretta, e quindi si presta alle strumentalizzazioni, alle retoriche fatte e dalle altre istituzioni e dagli attori sociali e politici incontrati. Ehm, diciamo che poi c'è anche un problema di consistenza delle fonti dovuto al fatto che come molte magistrature, come molti ambiti di soggetti di ricerca che riguardano il Levante e anche la Dalmazia, le fonti disponibili sono spesso rese parziali dalla perdita di archivi, dalla loro dispersione, dalla loro parziale distruzione. Quindi la mia ricerca è stata condizionata anche da questi fattori esogeni, però al netto di questi fattori esogeni diciamo che c'è stata una forma di selezione che di fatto è stata fatta dai sindaci stessi che tendenzialmente tendono a lasciare più tracce quando le loro visite diventano importanti, quando richiamano temi politicamente sensibili o socialmente sensibili e questo mi ha aiutato quindi nella valorizzazione nella scelta delle visite da approfondire e studiare meglio. Faccio un esempio rispetto alle fonti lasciate dai sindaci, un tipo una tipologia di fonte che indica indirettamente la stabilizzazione e la crescita di importanza del sindacato d'oltremare è la conservazione, in alcuni casi anche la copia dei loro libri d'ordini, cioè di queste grandi raccolte di terminazioni che essi iniziano non solo a mandare a Venezia, ma spesso a lasciare anche all'interno delle comunità locali, facendoli andare a costituire una base di gerarchie delle fonti locali, poi evolutasi nei secoli, e dall'altro appunto dando un segno indiretto di come i sindaci, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, diventano un punto di riferimento costituzionale che prima era solo teorico, che prima non era così
scontato, perché i sindaci per tutto il periodo precedente faticano moltissimo ad affermare la loro giurisdizione e gli stessi interlocutori faticano tantissimo a capire dove inizia e dove finisce la loro giurisdizione, perché viene costruita nell'arco di 150 anni e finché non assume una fisionomia riconoscibile, i sindaci non hanno molta autorevolezza, ne hanno meno di quella che è il mito della Costituzione di Venezia. Così di successo all'inizio del Cinquecento sembra fargli avere. Ecco, sì, dal punto di vista di Venezia, ma in realtà Venezia è non solo Venezia, verrebbe da dire, perché l'istituzione di questa magistratura itinerante in realtà fonda un po' le sue radici anche in altri organismi europei, soprattutto del secolo XIII, addirittura se andiamo a lavorare sulla Provenza angioina, per esempio. Quindi ecco, interessante questo contestualizzare anche una magistratura dai caratteri itineranti, anche quelli che erano magistrature simili, sviluppate anche in precedenza da altre realtà. Sì, e infatti questo lavoro di, diciamo, ricerca di parallelismi e di analogie, per quanto condotta senza voler forzare assolutamente queste analogie, in realtà mi è stato utile ad isolare alcuni fattori di base. Per me il problema principale era capire la ratio di una magistratura, il significato politico di una magistratura e anche funzionale, di una magistratura che era una corte itinerante abbastanza inefficiente, perché poi moltissimi dei casi portati a Venezia dai sindaci si risolvevano in un nulla di fatto, rettori indagati subivano delle pene irrisorie, quindi diciamo che a risolvere il problema com'è che Venezia, il problema principale era, ma perché Venezia, esistendo già prima dei sindaci altre magistrature veneziane itineranti, oppure anche all'interno della stessa capitale, esistendo già delle altre magistrature giudiziarie di appello, oppure delle altre magistrature di revisori che svolgevano funzione di audit, cioè di revisione contabile, molto ben affermate. Che senso ha istituire una magistratura itinerante che ha più o meno le stesse funzioni, che non ha quasi autorevolezza, almeno all'inizio, e che però costa, perché costa molto mandare i sindaci oltremare? Allora, la ricerca di paragoni nell'Italia coeva, nell'Italia dei comuni e estendendo il campo anche nell'Europa, soprattutto mediterranea, mi è servita a capire quando esattamente è nato il sindacato, la procedura di sindacato, che è poi quella che viene rielaborata dai veneziani con i sindaci inquisitori, quando è nato in Europa come concetto giuridico e che tipo di concretizzazione ha ricevuto nella prassi. I risultati sono stati sorprendenti perché da un lato si è capito, ho constatato che l'istituzione della procedura inquisitoria del sindacato ha delle radici solide nella riscoperta del diritto comune, ovvero nella riscoperta del diritto a basi romanistiche fatta dai comuni italiani nel momento della loro emancipazione dal Sacro Romano Impero, e quindi più o meno in corrispondenza con la redazione delle raccolte statutarie che garantivano l'equilibrio tra fazioni all'interno di queste neonate respubbliche. Dall'altro, un altro fattore, e questo era importante perché l'esercizio del potere di sindacare i podestà cittadini, che spesso erano forestieri, rispondeva all'esigenza delle fazioni cittadine di far sì che i governanti non minassero quel complesso di privilegi fiscali e giuridici che si era stabilito in precedenza per evitare
o prevenire la lotta politica. Un secondo punto che ho rilevato in questa ricerca sul sindacato era che un'estensione della procedura di sindacato avviene precisamente quando essa inizia a venire associata alle visite, alle inchieste regie, su modello delle visite pastorali, perché era anche da queste che derivava dal diritto canonico, e diviene un po' un leitmotiv, una costante delle inchieste inviate dai poteri apicali, regi o comitali dei domini feudali provenzali, angioine, aragonesi, sia nella Francia meridionale che nell'Italia meridionale, sia nel Regno di Aragona. Quindi vi è una sorta di estensione della visita del sindacato, della sua associazione alla visita, che va di pari passo con la tendenza di questi poteri regi o feudali a voler territorializzare il proprio dominio. Questo stesso processo viene messo in atto, per esempio, anche negli stati signorili a base repubblicana, quando i medici prendono il potere a Firenze, iniziano a pretendere dei rendiconti, quindi a sottoporre a sindacato i rettori delegati nelle città territoriali. Quindi è una procedura che si lega tantissimo prima all'emancipazione dei comuni, poi all'emancipazione degli stati regionali o degli stati territoriali dall'impero, dalla Chiesa, dai poteri sovranazionali. In terzo luogo, e questo è un aspetto che poi si lega molto alla storia veneziana, il sindacato, così come viene praticato nei vari contesti politici dell'Europa basso medievale mediterranea, è un fattore che reclama la legittimazione dei poteri che mandano, inviano, commissionano le inchieste di sindacato presso i sudditi. Cioè i magistrati sindacatori convocano i sudditi, pretendono i sudditi pretendono tramite queste inchieste pretendono di ottenere un po' il consenso dei sudditi alla legittimazione del loro potere politico, che è in espansione. In questo senso le inchieste, le visite di sindacato sembrano, almeno in qualche caso, fare un po' da pendant a quelli che sono i processi di assoggettamento mediati dalle dedizioni. Sembrano due cose collegate sostanzialmente. Ecco, a tal proposito, dato che hai concluso anche quest'ultima parte collegandoti a Venezia, premesso che nel volume tieni molto a specificare il fatto che non sei alla ricerca delle origini della magistratura, quindi sarebbe da riformulare la domanda nel senso di qual è il contesto politico e socio-economico che a un certo punto spinse Venezia a istituire o perlomeno ad avviare una stabilizzazione di questa magistratura verso la fine del Trecento, mi sembra tu collochi. Sì, sì. Quello, diciamo, se uno volesse proprio porsi dal punto di vista della ricerca delle origini, potrei proporre il 1389, che è la data della prima commissione che istituisce i sindaci inquisitori propriamente detti, però in realtà mi sono accorta presto che è una data molto convenzionale. Primo perché spedizioni di provveditori e sindaci con poteri simili c'erano state anche prima, però quindi è difficile stabilire un vero e proprio inizio, però le spedizioni precedenti avevano una cornice istituzionale, politica, completamente diversa, si inquadravano sostanzialmente nelle spedizioni dei provveditori straordinari quando c'erano rivolte o problemi militari, insomma. Quindi il contesto delle dedizioni, o meglio,
il cambiamento politico, del linguaggio politico, della semantica politico-ideologica che Venezia effettua a partire dal 300, soprattutto nella seconda parte del 300, con l'affinamento dello strumento del pattismo, del linguaggio giuridico contrattuale importato dalle dedizioni. Anche qui, sulla base della circolazione di modelli di pattismo e di negoziazione che a quell'epoca stavano circolando anche in altri stati italiani ed europei. Questo clima favorisce anche un cambiamento nella semantica, nell'ideologia con cui si vogliono inviare le magistrature itineranti d'oltremare, che vogliono essere presentate non più come dei semplici collegi di ispettori, ma come delle semplici autorità sovraordinate, ma piuttosto come una sorta di ambasciatori interni dello Stato che vanno a negoziare, sì, vanno a rivedere le rationes dei reggimenti, ma vanno in realtà anche a sentire la voce dei sudditi a proposito di questo e quindi a negoziare eventuali soluzioni. Questo, almeno all'inizio, è un cambiamento che riguarda soprattutto più la forma che la sostanza, però la forma è importante nel momento in cui avviene perché produce degli effetti che poi a lungo andare si ripercuotono anche nella sostanza delle cose. Diciamo che dal punto di vista del contesto di fine 300, quello che viene espresso nel sindacato itinerante è quello che si vuole esprimere soprattutto è l'accenno sulla tutela proposta dal sovrano alle comunità suddite tramite la tutela non rispetto a pericoli esterni, ma rispetto ai pericoli provenienti dalla cattiva amministrazione commessa dai rettori. Quindi nello scambio tra tutela e fidelitas, che normalmente avviene all'interno del patto di dedizione del processo che porta a formularlo, il sindacato pone l'accento sulla tutela, mentre forse nei processi di dedizione si pone più l'accento sulla fidelitas dei sudditi, perché si vuole politicamente sottolineare la loro volontarietà. E in questo senso, secondo me, sono due fenomeni collegati che insomma io faccio questo collegamento anche sulla base di un'analisi giuridica su cui ora non mi soffermo perché rischierei di dilungarmi troppo, però è un tipo di scambio che deriva in primis dalle categorie giuridiche, dal diritto amministrativo, che si cerca di sovrapporre alla logica militarista dei secoli precedenti. Questo è importante sottolineare che questa presa di coscienza politica è stata indotta da varie crisi subite dallo Stato veneziano in quel periodo. Si potrebbe citare anche la guerra contro Genova. Secondo me il fattore scatenante è stata la rivolta di San Tito a Creta, che ha messo in discussione apertamente la legittimità del dominio veneziano su Creta, proponendo un'alternativa di Stato, proponendo uno Stato cretese gestito magari con le stesse istituzioni veneziane, ma con persone diverse, con un diverso modo di coinvolgere le varie componenti sociali, sia latine sia greche, della società cretese dell'epoca. Venezia reprime pesantemente questa rivolta con inchieste giudiziarie, anche con conflitti interni agli stessi magistrati che la reprimono, ma impara la lezione perché 20 anni dopo si ripropone quegli stessi sudditi con un linguaggio diverso e con spedizioni di procuratori che anche tra gli anni 60 e gli anni 80 del 300 hanno un atteggiamento più negoziale rispetto
a vari problemi locali, come per esempio rispetto alla redistribuzione dei feudi e delle cariche pubbliche in primis. Quindi sì, il contesto sociale riflette si lega a un contesto politico generale che riflette dinamiche di medio e lungo periodo. Per questo che mi oppongo un po' alla ricerca dell'origine, diciamo. Anche perché in realtà poi la maturazione di questa magistratura avviene più tardi, nel corso del Cinquecento, peraltro il XVI e il XVII sono i secoli su cui sostanzialmente si fonda la tua ricerca. E quindi, giunti in questo pieno Cinquecento, mi chiedevo quali furono in qualche modo gli attributi, le pratiche, anche le influenze poi sul dominio in Levante che svilupparono i sindaci in questo periodo. Sì, allora è un periodo in cui ci si arriva in modo molto sofferto, come accennavo prima, perché c'è una premessa da fare che appunto il periodo, tutto il 400 e anche i primi anni del 500 sono un periodo in cui l'istituzione e la spedizione di corti itineranti di sindaci inquisitori Levante avviene abbastanza con una periodicità abbastanza regolare, tuttavia limitata appunto da un'ambiguità da ambiguità giurisdizionali e da momenti anche da momenti di recessione, cioè da momenti di accelerazione, da momenti di recessione nell'evoluzione di questa magistratura. Ci sono grosse battute di arresto che derivano non solo dai contrasti interni, ma che sono sollecitate anche dalle guerre veneto-turche. E le guerre veneto-turche che nel 400 e all'inizio del 500 portano alla perdita degli occhi e della mano destra del comune, cioè Modone Corone e il regno di Negroponte, regno che era costato difficile penetrazione veneziana in quell'area, portano una grande crisi, portano dei grandi dibattiti dei grandi contrasti di natura politica in seno al patriziato, tant'è vero che le inchieste sindacali condotte contro i rettori in quel periodo vengono viste sostanzialmente come strumenti di lotta politica, come inchieste che non derivano da una volontà superiore di correzione dello Stato, ma che derivano da contrasti personali. E questo perché in quell'epoca il patriziato ha una concezione del potere ancora e della giurisdizione ancora molto personalistica, per quanto abbia maturato un concetto di Stato in senso pubblicistico un po' prima degli altri Stati italiani. In realtà questo processo non è affatto lineare e incontra ancora delle resistenze. Resistenze che poi vengono definitivamente, cioè non definitivamente, però subiscono un duro colpo con un altro periodo di grave crisi, che è quello della Lega di Cambrai, quello in cui Venezia rischia di perdere contemporaneamente i domini di terraferma, oltre che venire continuamente attaccata sul mare dagli ottomani, e che portano in effetti a ripensare, non appena le acque si calmano, cioè negli anni 40 del 500, alle funzioni, a una riorganizzazione della magistratura dei sindaci inquisitori, a una sua normalizzazione sostanzialmente. La si vuole far diventare ordinaria da straordinaria che era. Le si riconosce tutto sommato, seppure indirettamente, perché queste cose emergono molto dai fatti, un'autorità sovrana che prima stentava in realtà ad avere veramente.
E quindi la riforma del sindacato, che è sostanzialmente una riforma delle commissioni date ai sindaci a partire dagli anni 40 del Cinquecento e con più vigore a partire dagli anni 50, curiosamente poi si conduce in parallelo anche una riorganizzazione di queste missioni in senso regionale, cioè si comincia ad alternare, a organizzare a spedizioni in Levante, in Dalmazia e in terraferma un anno dopo l'altro, cioè queste tre tipologie di sindacato che corrispondono a tre macro regioni della Repubblica di Venezia vengono pensate come necessarie e complementari, e quindi si vuole da un lato stabilizzare questo istituto, anche se poi ci saranno anche altre battute di arresto più avanti. E, però si vogliono definire meglio i campi di applicazione delle inchieste, le loro tempistiche, i soggetti che ne vengono colpiti, le tipologie di controlli che devono venire eseguiti, però si vuole nello stesso tempo anche aumentare l'autorevolezza del sindaco come magistrato. La debolezza giurisdizionale dei sindaci nelle decadi precedenti aveva portato anche a fenomeni di corruzione dei sindaci stessi, proprio perché comunque, essendo una magistratura ancora sottodimensionata, subiva a volte le stesse logiche di opportunismo, di delegittimazione che a volte subivano i rettori. Quindi si vuole ridare vigore e autorevolezza ai sindaci attraverso la scelta di figure che avevano dimostrato già un'etica, una propensione etica nell'amministrazione di piccoli e grandi uffici burocratici, che nello stesso tempo risultassero autorevoli non solo agli occhi del patriziato, quindi anche imparziali magari, ma anche agli occhi delle stesse istituzioni isolane, perché in questo periodo sono le stesse istituzioni, le stesse comunità, i stessi consigli di comunità delle isole a sollecitare le missioni dei sindaci attraverso le ambasciate. Tant'è vero che nel periodo che intercorre tra l'elezione dei sindaci e la formazione delle loro commissioni, comunque si tenta di recepire anche i problemi esposti nelle ambasciate. Vi è quindi una lenta e graduale apertura al processo decisionale antistante l'istituzione dei sindaci alle istituzioni locali, e questo avrà delle ripercussioni nel prosieguo, insomma, del... Infatti dalla fine del XVI secolo, poi con maggior vigore nel XVII, i sindaci spediti in Levante, come tu parli e dici, da inquisitori divennero riformatori. Quindi mi chiedevo come pensarono le comunità ioniche e cicladiche, che ricordiamo sono anche aree dello Stato d'Amaro su cui tu focalizzi la tua ricerca, sull'evoluzione giurisdizionale di questa magistratura. Tu parli di una sorta di centralizzazione falsata dalla continua negoziazione di Venezia, degli equilibri locali, equilibri da cui ovviamente Palazzo Ducale non poteva prescindere. Sì, in realtà questa negoziazione, cioè questa tensione tra la centralizzazione e la negoziazione è una dinamica instaurata dalle dedizioni, cioè è una dinamica già presente da secoli ed espressa principalmente nelle ambasciate a Venezia, che si legano a loro volta al pattismo. E come molti storici hanno giustamente evidenziato, però questa dinamica assume delle forme diverse nel momento in cui viene localizzata sul posto all'arrivo dei sindaci inquisitori.
quando i sindaci arrivano in ciascuna città, in ciascun porto, instaurano un rituale di raccolta collettiva delle denunce, degli appelli, che nel tempo si trasforma di fatto in un rituale di ricevimento delle ambasciate, dei capitoli proposti dagli ambasciatori delle comunità locali, che spesso sono le oligarchie locali che pretendono di rappresentare la comunità intera. Quindi i sindaci si trovano di fronte a uno scenario parziale, altrettanto parziale di quello che viene visto in collegio a Venezia, però la differenza è che i sindaci possono indagare, prendere più informazioni una volta che sono sul posto, e quindi attraverso la inquisizione dei rettori, che di fatto diventa una richiesta di risposte sui singoli capitoli presentati, e attraverso ulteriori indagini, verifiche, anche verifiche sulla contabilità che rivelano passaggi e gestioni delle cariche camerali che molto eloquenti rispetto a quelli che sono le relazioni politiche locali e gli equilibri sociali isolani. Attraverso questa grande raccolta di informazioni riescono, incamerano maggiormente l'ordine del discorso della comunità, ma lo pongono a verifica e tentano di recepire le richieste locali, ma in funzione di quello che è anche la loro esigenza di magistrati dello Stato. Se sono richieste che tendono ad alterare, a creare conflitti eccessivi, loro cercano di limitarle. Ad esempio, alla fine del Cinquecento c'è una grande richiesta sia nelle Ionie ma anche a Creta di riforma degli ordinamenti cittadini delle realtà urbane ionico-cretesi e di altre isole. In molti casi questa richiesta di riforma va nella direzione di completare dei processi di serrata locale, dei consigli delle comunità locali, rispetto alla pressione di ceti sociali emergenti. E questo viene assecondato, tranne nel caso in cui porta a un'implementazione del conflitto, cioè a una radicalizzazione del conflitto. Quando i sindaci Bon e Pasqualigo vanno a Zante, si rendono conto che la dinastia camerale dei Gavrilopulo controlla la Camera Fiscale da decenni, influendo pesantemente sul conflitto in essere tra cittadini aristocratici e popolari, cercano in tutti i modi di isolare, di arrestare il quaderniere, il capostipite di questa dinastia, lo traslano a Venezia, lo imprigionano, però a volte le reti sociali antistanti che appoggiano queste persone sono talmente potenti e danno hanno delle superfetazioni che arrivano persino a volte all'interno degli stessi organi centrali veneziani, che l'azione dei sindaci, anche quando aumentata da poteri straordinari, risulta inefficace. Molto più efficace, per esempio, la gestione della riforma delle procedure di elezione delle cariche pubbliche che fanno a Creta, perché lì i gruppi nobiliari in contrasto sono molteplici. C'è la vecchia nobiltà veneta, che ha gli stessi diritti del patriziato, c'è la nuova nobiltà cretese che ha delle prerogative diverse, e ci sono i rettori spediti da Venezia che spesso magari ragionano su base fazionaria o clientelare, e quindi a volte cambiano le stesse leggi veneziane a vantaggio di una fazione o dell'altra. E in questo caso il ripristino delle consuetudini veneziane viene sollecitato non da Venezia stessa, ma dalle comunità locali stesse,
che ricercano, vogliono ritrovare un equilibrio violato dai loro nemici. Questo non significa che comunque l'azione dei sindaci sia poco innovativa e si limiti a gestire l'esistente, perché soprattutto nel Seicento, come accennavi tu, loro cercano di recuperare, soprattutto attraverso le funzioni di revisione contabile e di revisione degli atti di cancelleria, quelle capacità di riforma che avevano, che gli consentono di provvedere, di emanare delle leggi, anche senza più la ratifica del Senato. Quindi emanano una serie di nuovi ordinamenti sulla base di quella che era stata l'esperienza di inquisitorati straordinari, come quello messo in essere alla fine del Cinquecento dal grande inquisitore Giacomo Foscarini. Quindi vediamo che questo istituto si amplia tantissimo proprio nell'età premoderna, recependo quelli che erano i problemi dell'epoca, in particolar modo dopo il conflitto di Cipro, sostanzialmente. Beh, sempre restando nel Seicento, tu fai anche vedere come i sindaci, l'hai appena accennato, si riappropriarono un po' di quella funzione economico-contabile che li aveva caratterizzati fin dall'inizio e in particolare appunto dalla fine del Trecento. In che modo però questa attività, come ho accennato nel presentare un po' il tuo prospettiva politico-istituzionale, che però apre anche degli squarci sulle identità delle comunità con cui questa magistratura si interfacciava, ecco in che modo questo carattere economico-contabile influì anche sull'incertezza un po' identitaria, come dici, di questi attori governati nello Stato d'Amaro. Questa è una bella domanda, perché consente di specificare che, cioè, da un lato la funzione contabile inerente al sindacato non era mai stata veramente perduta, anche se nel corso del Cinquecento era di fatto o almeno soprattutto anche nel periodo tra 4 e 500 era stata anche diciamo, in qualche modo marginalizzata dalla preponderanza dei processi clamorosi ai rettori, quindi delle inchieste giudiziarie, però non era mai stata veramente perduta, perché i sindaci stessi rilevavano spesso nei loro rapporti come ci fosse una scarsa conoscenza da parte del patriziato veneziano di quelle che erano le reali forme di imposizione fiscale condotte a livello comunitario. Cioè, ci sono delle relazioni in cui i sindaci spiegano al collegio che tipo di dazi sono in essere in alcune isole, in alcuni territori, e perché, e come hanno cercato di rimediare a questa situazione inaspettata a cui si sono trovati di fronte. Quindi il senso della revisione contabile che la revisione contabile assume alla fine del Cinquecento ha anche quello di rimappare il territorio, in particolare dopo la guerra di Cipro, che aveva provocato molti sconvolgimenti, quindi delle logiche, dei logici cambiamenti nelle strutture amministrative e esattoriali della Repubblica. Un caso celebre è appunto quello del grande censimento della popolazione e dei fuochi fatto da Pietro Castrofilaca mentre accompagnava, cioè da un grande importante notaio cretese, mentre accompagnava i sindaci inquisitori Giovanni Gritti e Giulio Garzoni nel viaggio a Creta, ma anche nel resto delle isole del Levante. Questa funzione di revisione tende ad assumere dei connotati nuovi nelle spedizioni seicentesche, perché in relazione a un contesto di aumentata mobilità sociale, sia di tipo orizzontale, cioè relativo
alle migrazioni, alle migrazioni, gli spostamenti di popolazioni causati dalle guerre, dai commerci, dalla pirateria, sia a questa costante situazione di mobilità sociale orizzontale si sovrappongono delle forme particolari di mobilità sociale in senso verticale, cioè di ceti non nobili oppure di singoli attori di origine magari non aristocratica, sia laici che ecclesiastici, che tentano di acquisire o di riformare o di migliorare anche solo il proprio status all'interno della comunità, sfruttando, cogliendo l'opportunità del passaggio dei sindaci inquisitori per regolarizzare la loro posizione, per esempio rispetto ad alcune proprietà di beni ecclesiastici che non erano mai state censite o registrate dalla Repubblica e che avevano un'origine molto incerta, molto dubbia, non documentabile con documenti scritti. E quindi questo è un modo, questa esigenza di ratifica della propria identità che avviene nel contesto, si vede molto bene nel contesto delle catasticazioni condotte soprattutto negli anni 30 del Seicento rispetto alla proprietà ecclesiastica, approfitta dell'incontro tra Stato e comunità, che in quel caso è un incontro che non viene mediato dalle ambasciate aristocratiche, per creare dei nuovi equilibri sociali che sulla base appunto di una concezione di cittadinanza legata alla residenza e alla capacità fiscale derivante dal possesso di un bene, che promuovono quindi di fatto una mobilità sociale apparentemente di tipo verticale o comunque delle dinamiche di trasformazione e di ratifica di alcuni cambiamenti nelle comunità, anche quelle più remote. Questo è un caso che ho citato perché i sindaci, la catasticazione che fanno dei beni ecclesiastici greci è un fatto inedito, non era mai stata fatta prima. C'erano state fatte tante catasticazioni di beni laici da rettori e provveditori di quell'epoca, ma le catasticazioni di beni ecclesiastici erano già rare per le chiese latine, sia in Levante che in terraferma. E quindi rispetto al problema della proliferazione incontrollata delle proprietà ecclesiastiche greche, tentano di dare una prima risposta e hanno questo effetto di ratifica paradossale che ho appena descritto. Poi sì, c'è da dire che ogni volta che i sindaci vanno a riformare le cancellerie e gli uffici, soprattutto nel Seicento, si trovano di fatto a dover negoziare la posizione dei notai, dei cancellieri, le loro modalità di elezione con chi li elegge, cioè con le comunità locali. E questo sposta la bilancia più verso la periferia che verso il centro, perché i sindaci in quell'epoca non hanno più il potere di polizia, ammesso che l'abbiano avuto, per imporre un certo tipo di disciplina. Sì, quindi diciamo questa creazione. Sì. Ma invece questa magistratura nel tentativo o possibilità di provare anche un po' a sfruttare un po' la lettura e la ricerca fatta su questa magistratura, che tipo di Stato veneziano nell'età moderna o Stato d'antico regime viene fuori attraverso la lente specifica di questa magistratura che in qualche modo è fortemente legata ovviamente alle istituzioni centrali, ma ovviamente è molto dentro e conosce forse meglio di altri alcune dinamiche degli stati, delle comunità dello Stato da mare. Viene fuori un costrutto politico che esiste, ma fa fatica a manifestarsi. Cioè,
io non ho dubbi che lo Stato veneziano esista, però almeno fino al 600 e anche oltre, è un costrutto politico disomogeneo e corpuscolare, incoerente al proprio interno. eh, perché comunque sia le strutture amministrative e fiscali, sia quelle giudiziarie di polizie, che solo in apparenza hanno una certa omogeneità in tutti i territori da terra e da mar, in realtà cambiano molto da luogo a luogo perché sono condizionate dall'accostamento con istituzioni locali che cambiano veramente da luogo a luogo e perché assumono diverse funzioni e diverse peculiarità a seconda dei territori. I sindaci prendono atto di questa diversità e cercano in qualche modo di coordinarla. Questo può sembrare un fattore di fragilità, questa disomogeneità, questo pluralismo, se vediamo la cosa con occhi moderni, anacronistici, può sembrare un fattore di debolezza, in realtà è un fattore costituente degli stati d'antico regime che basano la propria autorità su rituali di negoziazione e consenso periodici a cui sottopongono le proprie periferie e che comunque, nonostante la preponderanza la pressione di strutture politiche nuove e più forti dal punto di vista economico-politico, come gli imperi globali, oppure il cambiamento, nonostante fenomeni epocali come la marginalizzazione delle rotte commerciali mediterranee rispetto alla globalizzazione protocapitalistica. Tendono a restare inerti, gli stati europei come Venezia tendono a mantenere un'inerzia che è proprio data dall'estrema flessibilità che la compresenza di più fori, di più tribunali, di più magistrature induce poi nella gestione dello Stato da parte del centro, nonostante tutte comunque le debolezze e le ambiguità che questo comporta. Beh, sì, certamente io spero che su quest'ultima parte avremo modo di discutere in questa seconda parte del seminario che stiamo per aprire, perché effettivamente è una questione su cui ancora non siamo giunti su vere e proprie soluzioni. Approfitto per ricordare che potete lasciare domande o anche condividere riflessioni nella chat di YouTube e Facebook, oppure potete mandare e chiedere un link di accesso all'indirizzo di propria impressione che leggete qui scorrere. Allora, nel frattempo è giunta però già una prima domanda. Ci sono ovviamente i complimenti da parte di Bruno Crevato Selvaggi e c'è una domanda da parte di Salvatore Ciriacono che chiede: quali rapporti tra i sindaci e i consoli, conflitti o integrazioni? A chi credenzialato nei momenti di crisi? Interessante domanda, ringrazio molto professor Ciriacono perché effettivamente il rapporto tra sindaci e consoli, anche questa è una novità del 600 più che o almeno nelle fonti inizia ad apparire, a venire fuori soprattutto nel 600, anche perché dico subito che è un rapporto, sono più conflitti che collaborazioni, perché è un rapporto, è un conflitto che dipende dal fatto che le reti consolari e le giurisdizioni sindacali appartengono a campi del diritto completamente diversi. I consoli sono degli agenti diplomatici che si occupano anche delle relazioni esterne allo Stato veneziano e dipendono attraverso una struttura sostanzialmente reticolare dal bailo di Costantinopoli, mentre i sindaci si occupano soprattutto
di sanare gli squilibri interni allo Stato veneziano. Il Senato a mio modo di vedere ha un rapporto privilegiato con i sindaci inquisitori perché i sindaci sono una creazione del Senato, una filiazione, quindi dipendono da lui e quindi il rapporto tra sindaci e Senato è molto più asimmetrico di quello, per esempio, tra sindaci e bailo. A chi crede? Crede, diciamo, non è che non crede agli uni o agli altri, crede entrambi, però tiene in maggiore considerazione i rapporti del bailo e la voce dei consoli che spesso arriva attraverso il bailo di Costantinopoli, però allo stesso tempo quando i sindaci cercano protestano a volte contro le interferenze dei consoli e del bailo sulla gestione di alcune inchieste, di alcuni processi, il Senato cerca una mediazione tra le due tipologie di giurisdizioni, di fori, cioè tra il campo diplomatico e quello giurisdizionale. E questa mediazione riesce a dare dei risultati talvolta. Penso ad esempio al caso dei salvacondotti, che è uno dei casi dove appunto di cui i sindaci si lamentano. Il bailo di Costantinopoli concede spesso dei salvacondotti dai bandi per i sudditi processati e condannati a Creta o in altre isole del Levante. Questo crea un grave problema di instabilità perché queste persone poi tornano nei territori d'origine a continuare le loro attività criminose che puntualmente vengono denunciate ai sindaci. I sindaci quindi denunciano quindi l'effetto controproducente che questi salvacondotti lasciati dal bailo per motivi politici hanno, però in certi casi il Senato cerca di trovare una mediazione, magari dice sì, lasciamo che i quasi rinnegati, che i salvati tornino nei territori, ma magari facciamoli circolare solo in determinate regioni, senza farli tornare alla comunità d'origine. Voi sindaci occupatevi di questo, occupatevi di relegare gli ex banditi. Oppure il bailo e i sindaci che iniziano una corrispondenza soprattutto negli anni 30 del 600, gestiscono alcuni casi particolarmente problematici e per Venezia e per Costantinopoli, cercando di mettersi d'accordo sulle aree dove inviare questi ex condannati, per esempio a Tina, a Cerigo, piuttosto che a Creta. Quindi in realtà è un rapporto tendenzialmente conflittuale in cui il Senato cerca di mediare e che a volte però si risolve anche in effettiva collaborazione, non sempre in contrasti insanabili, diciamo. Ok, a proposito di consoli abbiamo una domanda da parte di Umberto Signori e ti chiede di approfondire il rapporto tra sindaci e migrazioni dei sudditi, come venivano valutate le pratiche come residenza e possesso dei beni. Allora, questa è una domanda a cui non riesco a rispondere in questo momento perché non mi sono tanto occupata di mobilità in senso orizzontale, cioè di migrazioni, se non in alcuni casi specifici che però non chiamavano in causa tanto il problema della residenza e del possesso, quanto piuttosto quello delle reti sociali, insomma, tra l'impero ottomano e le isole greche. Quindi è uno spunto di ricerca sostanzialmente su cui vale la pena di approfondire anche alla luce della collaborazione e della conflittualità tra magistrature itineranti e reti consolari.
quello che posso dire è che immagino che alcuni rinnegati che ho constatato mantenere dei legami con la patria di origine e comparire quindi nelle inchieste dei sindaci avessero anche forse mantenuto magari in forma indiretta con dei prestanome dei possessi delle proprietà anche insomma, all'interno della parte marittima dello Stato Veneto, quindi è un problema che andrà vagliato, dai. Grazie Umberto dello spunto. Allora, abbiamo altri interventi che stanno per intervenire online. Nel frattempo io ho una domanda molto breve, a cui potresti rispondere in modo molto secco. Il contraltare istituzionale dei sindaci inquisitori in questa grande selva di istituzioni veneziane era? Il contrattare istituzionale, i provveditori generali, a mio modo di vedere, che vengono riformati e diciamo spediti con maggior regolarità quasi in contemporanea alla riforma del sindacato, cioè tra 500 e 600, e costituiscono una forma di commissariamento dei domini oltremarini che quella sì assume forme talora più modernizzanti rispetto alla giurisdizione sindacale, però proprio per questo motivo i provveditori generali non avevano sempre lo stesso successo propagandistico, dialettico dei sindaci inquisitori, tant'è vero che alla fine del Settecento, ancora nel pieno Settecento, vi sono dibattiti feroci in Maggior Consiglio in Senato sul fatto se sia meglio mandare in Dalmazia, per esempio, un provveditore generale o piuttosto un sindaco inquisitore che è una figura autorevole ma non autoritaria, come un provveditore generale che invece ha soprattutto competenze militari e di logistica, prima che giudiziarie e contabili, insomma, più contabili che giudiziarie. Dovremmo avere in linea Nicola Carotenuto. Prego, ciao Nicola. Ciao, ringrazio la dottoressa Setti per la relazione, è molto interessante. Io mi occupo di un periodo leggermente anteriore, per cui chiedo venia se alcune delle mie domande saranno un po' naif rispetto a un periodo che non conosco. Io avrei in realtà 3 domande. Allora, la prima che volevo fare è il paragone con altre realtà italiane. Mi viene in mente Genova, per esempio, proprio perché nel mio periodo, insomma, è un po' la pietra di paragone più usuale, per cui mi chiedevo se forme di controllo sull'operato di magistrature periferiche veneziane, diciamo, fossero comparabili con altre realtà. Mi viene in mente Genova, potrebbe essere, insomma, qualsiasi altra realtà. Poi la seconda domanda invece è se quindi appunto si parlava della storia mediterranea e della concezione unitaria del Mediterraneo. Ecco, mi chiedevo, studiando le pratiche dei sindaci inquisitori, si può immaginare invece il Mediterraneo come ritratto dalla storiografia più recente come un mare di isole piuttosto che come un mare unitario, quindi come dominato non da uno spazio unitario ma da aree distinte, oppure veniva concepito dalle autorità veneziane come un unico spazio. E l'ultima domanda invece che volevo fare è relativa al, appunto, forse quella un po' più naif. Il crimine quindi veniva punito, mi chiedo, bisogna immaginare i sindaci inquisitori in Levante come una sorta di missi carolingi in grado di riferire direttamente al Senato e di poter influire veramente sulle dinamiche, oppure al di là dell'autorappresentazione di Venezia come Stato perfettamente in pace e portum justitia, come avrebbe detto Petrarca, non si deve invece immaginare come, soprattutto nel Cinquecento, come dominato da pesanti conflitti che poi rendono impossibile l'azione dei sindaci inquisitori, soprattutto nel caso in cui il rettore veneziano sia appartenente a una delle famiglie più insigni del patriziato veneziano? Sì. Grazie Nicola per queste domande. Allora, la prima, quella su Genova, sì, ci sono delle analogie con la Repubblica di Genova, in particolare sul fatto che un po' prima, qualche anno prima di Venezia, Genova decide di istituire dei sindacatori che
in grado, che possano visitare le colonie d'oltremare, in particolare quelle sul Mar Nero. Sì, diciamo che anche in questo caso però l'istituzione di questa magistratura itinerante non appare molto coerente, viene imposta soprattutto nei momenti di crisi, perché ci si accorge che in realtà le consorterie genovesi che gestiscono le Maone lo fanno sempre più in proprio, sempre più con logiche politiche e anche secondo relazioni giuridiche diverse da quelle della madrepatria, e quindi questo crea un senso di progressivo scollamento tra le due componenti, tra il centro e la periferia, che si pretende di sanare con l'invio di magistrati sindacatori inquadrati in una struttura costituzionale tipica propria del comune di Genova, per cui alla fine si pretende che i sindacatori vadano poi a essere a loro volta sindacati dalle magistrature di audit del comune di Genova. Diciamo, è molto interessante come caso, perché anche quello rivela delle dinamiche di contrasto, di concorrenza tra poteri centrali e poteri periferici che sono tipiche di quando un dominio di tipo statale pubblico vuole affermarsi e non sempre riesce a farcela. La seconda domanda era sul Mediterraneo come mare di isole o mare unitario. Io sarei propendo di più per un Mediterraneo mare di isole, perché appunto, come ho detto prima, quello che viene fuori dall'incrocio dei documenti che compongono le inchieste sindacali e le isole è appunto un viaggio attraverso varie realtà comunitarie che al loro stesso interno hanno delle frammentazioni e delle divisioni sociali e culturali, non sempre coerenti con i modelli che vengono applicati dall'esterno. Penso per esempio all'isola di Tine, dove a differenza che in altre isole greche la componente latina e cattolica è preponderante e cerca di sfruttare il passaggio dei sindaci inquisitori per imporre al fine del Cinquecento la gestione degli organi di polizia e degli organi fiscali da parte dell'oligarchia che domina l'isola. Di contro una realtà che si intuisce in realtà essere più varia e ramificata al di fuori della capitale di questa piccola isola. Quindi ogni isola è un microcosmo che però non è completamente slegato dalle altre, perché insomma anche la logica delle magistrature itineranti è comunque quello di creare una mappatura di questi vari microcosmi, insomma, to make sense, come dicono. Abbiamo un'altra domanda sì. di Monique O'Connell che è in linea, mi dicono. Chiederei alla regia. Grazie. Hi, Monique. Salve da North Carolina. Prima di tutto complimenti per il libro, lo trovo un contributo molto importante della storiografia del Mediterraneo e anche della storia di Venezia, allora tanti complimenti. E la mia domanda è del confronto fra personalità e potere istituzionale. E qui penso dell'esempio del libro di Ioanneo Giovanni Querini a Candia, che quando i sindaci Gritti e Garzoni si chiede della vigna illegale, l'atteggiamento di Querini è proprio ostruzionista. Lui praticamente rifiuta a rispondere, che mi fa pensare del potere dato dalla legge a questi sindaci e la potere che viene dal potere di forze di personalità dall'altra parte. Allora, come si fa un bilancio dei due tipi di potere?
Questa anche ringrazio professoressa O'Connell della domanda, perché è una domanda anche questa molto interessante, appunto relativo a quale è il peso specifico del potere istituzionale conferito ai sindaci, quindi del potere della legge, rispetto a quello che è il potere personale, e quindi anche una concezione personale della giurisdizione che viene interpretata spesso dai rettori. È interessante come queste due forme, attraverso la storia di Venezia, tendono a essere spesso conflittuali e a coesistere. Secondo me, appunto, è proprio in quest'epoca di fine Cinquecento che il conflitto viene fuori in tutta la sua gravità, perché non è mai stato veramente risolto. E Querini appare quasi stupito delle domande dei sindaci inquisitori, perché dice: ma che senso ha che voi mi imponete delle leggi che vanno a delegittimare delle consuetudini come quelle delle regalie ai rettori di Candia, che sono cose che si fanno normalmente. Cioè, par di capire questo dalle risposte dei Querini, par di capire ma che senso ha questa nuova logica di Stato, di legge, che appunto viene percepita come nuova. Quindi il bilancio, secondo me, a dispetto delle apparenze, secondo me c'è ancora un peso molto forte della personalità della giurisdizione. Tant'è vero che i rettori che governano le città candiotte a inizio Seicento sono pienamente coinvolti nei meccanismi di faida, negli scambi di regali o di servizi tra clientele, nella mediazione tra gruppi sociali diversi, esattamente come facevano i rettori delle città italiane del Medioevo, perché questa era la concezione di potere personalistica che avevano appreso e che confligge con quella logica di Stato che si vede più nei provveditori generali, secondo me, e cerca si vede anche nei sindaci. Però è vero che le magistrature militari hanno anche la forza poliziesca per imporre una diversa concezione dello Stato, più pubblicistica, che fa fatica a entrare ancora nella coscienza del patriziato, nonostante tutto, nonostante il mito. Mi permetto di inserirmi, questo personalismo poteva influire anche sul supporto o meno della missione. Non ho capito, scusami, la domanda. Questo personalismo poteva influire, avere un peso sul successo della missione dei sindaci in qualche modo, successo o insuccesso. C'erano dei sindaci che mi sembra di aver letto erano arrivati a diventare davvero personaggi molto importanti, molto noti, e che per questa ragione si videro negate alcune riforme che probabilmente erano necessarie, ma avevano agito con troppa libertà e decisionismo anche personale, e non avevano in qualche modo portato a termine questa missione e alcune cose che questo sindaco magari chiedeva di fare. Sì, diciamo che è esattamente in questo senso che il personalismo condiziona le visite sindacali, nel senso che appunto tutte le proposte di riforma che vanno in senso generale, che mirano a creare una serie di principi di responsabilità pubblica che di fatto vadano a formare una classe dirigente che risponde alle stesse logiche amministrative e giudiziarie, quindi anche etiche, di etica pubblica, fanno fatica ad imporsi. E effettivamente i sindaci che processano i rettori, penso al caso per esempio di
Luca Tron alla fine del Cinquecento, che fa dei processi clamorosi nello stato d'Amara, arriva a processare anche il cognato del futuro doge Leonardo Loredan, quindi si mette, non ha questo eccesso di zelo, diciamo, tenta di essere punito dal Consiglio dei Dieci e dal Collegio, che cercano appunto di ostacolare l'attività giudiziaria che poi viene condotta a Venezia, viene condotta nella parte istruttoria nello Stato d'Amar, ma poi nella parte dibattimentale, cioè quella del processo vero e proprio, del dibattimento, della difesa e dell'accusa del rettore, viene condotta nei tribunali veneziani, e lì il peso del personalismo della politica, di una certa concezione politica dello Stato si vede tutto, i sindaci vengono incompresi, però ciò non di meno vengono lasciati sopravvivere, perché forse si intuisce che comunque anche un'azione di correzione delle storture dei rappresentanti pubblici è necessaria, e Luca Tron fa carriera nonostante gli ostacoli. Certo, allora ti ringrazio Monique. Abbiamo un'altra domanda, proprio a proposito di questa continuità, di questa magistratura che perdura. Valentina Dalcin chiede: nel Settecento come si sviluppa, o quali sono gli sviluppi di questa magistratura? Allora, grazie Valentina, grazie molto per la domanda. Sì, è vero che la mia ricerca si ferma a prima della guerra dei Candia, perché insomma, per vari motivi, tra cui anche quello del tempo a disposizione del mio dottorato, che non mi consentiva purtroppo di completare il percorso i successivi 150 anni. Che peccato, perché sarebbero stati veramente molto interessanti. La funzione dei sindaci inquisitori, per quel poco che ho potuto vedere, anche da studi pubblicati, oltre che da fonti che mi è capitato di consultare, inizia a cambiare in coincidenza con le guerre di Morea alla fine del Seicento, quando appunto con l'ampliamento, con nuovi acquisti nello Stato d'Amar, che comprendono il Peloponneso, che era stato perso nel Medioevo e che alla fine del Seicento viene riconquistato, si inviano i sindaci inquisitori con la funzione di catasticatori, cioè di organizzazione preliminare, di mappatura fiscale e amministrativa delle nuove province, finalizzata appunto a un insediamento più armonico del regime veneziano. In questo senso, per quel poco che ho visto, sarebbe da approfondire. In realtà le funzioni dei sindaci approdano verso un'evoluzione più moderna, che però non è tanto moderna quanto quella di magistrature come gli inquisitori e i commissari, cioè come particolari tipi di inquisitori straordinari con funzioni commissariali, che invece hanno una delega di controllo molto più forte, molto più immediata rispetto a quella dei sindaci inquisitori in Levante. Allora, abbiamo un'altra domanda da Michael Nepton sul parallelo fra sindaci da mare e da terra. C'è un cambiamento dal secondo Cinquecento, ispezioni più impegnative, patrizi più autorevoli, competenze più vaste. C'è un'evoluzione comune nell'azione di governo tra mare e terraferma? Secondo me sì, ringrazio Michael Natton della domanda. Secondo me sì, ed è questo il motivo per cui, come dicevo all'inizio, la storia della Repubblica di Venezia andrebbe guardata nel suo insieme ogni tanto, cioè dal punto di vista di tutto lo Stato veneziano in tutte le sue appendici, come lo stesso Natton ha raccomandato in alcune occasioni di fare, perché il caso dei sindaci è eloquente. La riforma o meglio, quella che viene detta comunemente nella storiografia come l'istituzione dei sindaci inquisitori di terraferma nel 1565, che altro non è che una riforma
dei vecchi auditori nuovi sindaci, è un evento che succede di pochi anni alla riorganizzazione o riforma del sindacato in Levante, e procede in parallelo anche le spedizioni in Dalmazia, che per tutta la seconda metà del Cinquecento si alternano in modo regolare secondo l'ordine Levante, Dalmazia, terraferma, secondo dei parallelismi funzionali che si possono riscontrare nelle commissioni, e quindi anche a logiche appunto di nomina di patrizi più autorevoli, che spesso hanno svolto cariche, sono stati magari rettori da altre parti, quindi hanno già un'idea di quello che è il problema del complesso dell'amministrazione giudiziaria e fiscale dei vari reggimenti. E c'è anche un parallelismo, per esempio, nel potenziamento dei sindaci inquisitori all'inizio del Seicento, che viene fatto anche in terraferma giusto un anno prima a quando viene istituita la visita in Levante di Ottaviano Bon, Giovanni Pasqualigo e Marco Loredan, visita a cui io dedico tutto il terzo capitolo del libro, e che sarà seguita 20 anni dopo da un'altra importantissima visita, Giovanni Cappello, Marco Contarini, Pietro Correr, che anche quella è sostanzialmente parallela a una ripresa del sindacato in terraferma, che viene migliorato e potenziato, ma subisce anche gli stessi contraccolpi in termini di temporanea rarefazione delle visite, per esempio, di disinvestimento temporaneo in questi magistrati rispetto, per esempio, a figure con più polso come quelle dei provveditori. Quindi sì, secondo me la logica di base che il Senato soprattutto applica a queste magistrature itineranti è la stessa in età moderna, è la stessa tra Levante, terraferma e Dalmazia. Sì. Ok, c'è un'altra domanda da Dimitra Papaghergiu, che si concentra su sindaci locali delle comunità e sindaci inquisitori del Levante. Chiede se fosse qualche connessione. Allora, l'unica connessione che io ho potuto vedere è un'analogia, a parte l'analogia linguistica, terminologica del termine, è quello che si nasconde dietro a questa analogia linguistica, cioè la parola sindico nell'antichità significa innanzitutto rappresentante e coesiste con un'altra accezione etimologica che è quella del controllo. I sindaci delle comunità ioniche sono degli ambasciatori perché rappresentano la comunità, insomma, anche di fronte ai sindaci inquisitori, quindi nello sviluppo dei sindaci della comunità di Corfù, così come quella di altre isole, vediamo più potenziata l'aspetto della rappresentanza ufficiale di una realtà politica, che può essere lo Stato, che può essere la comunità, come in questo caso, che può essere anche una realtà intermedia. E questo è un significato che è presente nel Medioevo e coesiste con l'accezione di sindacato come controllo, come cioè sindicus, cioè la persona che controlla l'amministrazione e che deriva e che viene concretizzato di fatto a partire dalla riscoperta del diritto comune, come ho accennato prima, in seguito a un recupero del diritto romano che comprende in primo luogo il recupero del diritto giustinianeo e quindi di figure analoghe di ispettori imperiali che erano state talora nominate anche nel corso dell'antichità romana. Quindi sono due le figure.
il parallelismo tra sindaci inquisitori e sindaci le comunità è solo nominalistico, e la divergenza deriva appunto dalla divergenza dei percorsi che i due significati della parola, che in origine erano probabilmente uniti, hanno preso. Sono due percorsi paralleli differenti. Ma quindi si può dire in qualche modo che i sindaci fossero una sorta di portavoce dal basso che faceva in qualche modo arrivare a Venezia questa voce dal basso, questo people from below? Nì. Perché loro portavano le voci più forti, quelle che si facevano sentire di più. E spesso erano le oligarchie aristocratiche, a volte erano anche i ceti delle istituzioni magnatizie escluse dall'aristocrazia, come i popolari, cui appunto portavano le rimostranze, magari in modo anche indiretto, attraverso la proposta di alcuni provvedimenti specifici. Quindi in realtà è impossibile dire che i sindaci siano rappresentino in qualche modo la voce del popolo, perché il popolo stesso non è un concetto unitario. Il populus può essere, a seconda dei contesti, può essere rappresentare i ceti medi urbani, oppure può rappresentare in certi altri contesti il popolo minuto delle campagne, e spesso questi gruppi sociali, anche se non investiti degli stessi privilegi della feudalità o dell'aristocrazia, erano in contrasto tra loro. Quelli che riuscivano ad avere una voce più influente, magari attraverso l'elezione di loro propri rappresentanti, erano quelli che riuscivano a farsi sentire presso i sindaci. Certo è che comunque i sindaci poi cercavano comunque di fare un'analisi anche politica dei problemi del territorio, di soppesare le varie istanze anche in funzione di quella che era la salvaguardia dell'equilibrio politico e sociale di quel territorio. Quindi a volte prescindevano anche dalla mera rappresentanza degli interessi locali per farli coincidere con quelli veneziani, o comunque con quelli di una gestione anche neutra dello Stato veneziano, non legata necessariamente agli orientamenti di una fazione patrizia. Nella prima parte del volume fai riferimento a un aspetto che forse andrebbe messo in rilievo, al carattere politico dal punto di vista della storiografia che lo studio di questa magistratura ha avuto negli anni 20-30, quando il principale studioso, forse quello a cui maggiormente devi anche in qualche modo l'impostazione della tematica e anche delle fonti raccolte, ecco, anche lì c'è stato, nel recuperare questa tematica, questo studio, c'è stato in realtà anche uno specchietto politico da parte di quello che era il regime dell'epoca. Sì, io parlo a lungo dell'opera di Bruno Dudan nell'introduzione al mio volume, quando appunto discuto lo status questionis, perché Bruno Dudan, quando si parla di sindacato da terra o da mare o in Dalmazia, è un riferimento obbligato. È stato il primo in assoluto ad occuparsene in modo sistematico, il primo a coglierne i caratteri fondamentali, primo a ricostruirne anche in parte la legislazione che ne aveva sostenuto l'istituzione, e il primo a cogliere anche la logica giuridica sottesa, almeno in parte, sottesa alle visite sindacali. Tuttavia la sua opera si colloca in un clima scientifico particolare, che era quello degli anni 30, dell'Italia degli anni 30, cioè quindi dell'Italia del regime fascista di Mussolini. In quel periodo la storiografia medievale, da cui Dudan prende molte lezioni,
aveva, anche un po' ricollegandosi a delle tendenze ottocentesche, aveva recuperato lo studio delle istituzioni romanistiche, degli istituti derivanti dal diritto romano nella costituzione dei comuni italiani e in generale nelle composizioni statutarie delle varie realtà politiche della penisola italiana, anche rurali, oltre che e feudali, oltre che... E quindi l'interesse era quello di dimostrare una continuità della cultura romanistica in Italia e nelle appendici coloniali a volte delle repubbliche italiane, che comprovasse in qualche modo, che legittimasse l'idea di una continuità che preludeva la rinascita della cultura italiana, dell'italianità vista come filiazione diretta della romanità e dei suoi valori. L'opera di Duda non può essere compresa se non va calata, se non viene considerata alla luce di questo clima, perché tutte le opere di Dudan, io ho letto tutta o quasi tutta l'opera, le pubblicazioni di Dudan e ho dedicato un'analisi in un contributo a parte rispetto al libro, in un articolo. Tutta la storiografia dudaniana, anche nei linguaggi, nei meccanismi della narrazione, della ricostruzione storica, è condizionata da questo clima, lo si vede anche a livello terminologico. Questo, per esempio, anche il fatto stesso della rivalutazione della storia bizantina, che Dudan in quell'epoca è uno dei pochissimi a fare, e quindi è anche un merito da un certo punto di vista, però la prospettiva in cui lo fa è quella di accentuare il carattere romanistico delle istituzioni bizantine come tramite tra la romanità imperiale, le forme di civilizzazione imposte nel Mediterraneo dall'impero romano antico e le forme di civilizzazione giuridica imposte da Venezia nello Stato d'Amar, nel Mediterraneo orientale in epoca medievale, sulla base di questa antica eredità, secondo Dudan. Allora, il discorso sulla presenza di culture municipali in Dalmazia e nelle isole Ionie è molto complesso e secondo me ha una base di verità, però è chiaro che va fatto tenendo conto di queste deformazioni politicizzanti che nell'opera di Dudan sono molto presenti, nonostante si leghino poi anche ad elementi di storiografie precedenti che col fascismo non hanno nulla a che vedere, insomma, e con l'irredentismo anche, perché Dudan voleva giustificare l'italianità della Dalmazia e quindi cioè, questo è il motivo per cui cerca le radici romanistiche dello Stato d'Amar. Quindi era una proiezione veneziana che doveva diventare necessariamente proiezione italiana. Venezia e l'Italia, anche qua si dà per scontato Venezia è una realtà italiana, fermiamoci. Sì, ma... Questo grande quesito, anche molto insoluto, direi non ci sono altre domande o altri interventi e direi che possiamo chiudere qui. Vi ringrazio per averci seguito, ringrazio anche Cristina Setti per essere stata. Grazie a voi. E buona serata, al prossimo appuntamento.